trovato la casa occupata. E qui hanno fatto il colera e allora gli assistenti sociali mi hanno mandato in un posto e sono stato lì in periodo di tempo, ma intanto loro erano dentro, qui hanno sfasciato tutto. Dentro qua hanno disfatto tutto, hanno messo dentro le sue robe, hanno fatto il colera, insomma. Episodi che ormai sembrano essere all'ordine del giorno, proprio come è accaduto al signor Giorgio, 79enne di Jesolo. Vive in una casa comunale in via Antiche Mura, che a dicembre ha lasciato per alcune settimane a causa di un ricovero in ospedale per problemi di salute. Li hanno trovati che dormivano, che erano dentro qua e li hanno mandati fuori. Una volta rientrato dall'ospedale gli è stato detto che la casa in cui vive era stata occupata nel frattempo. Insieme agli agenti della polizia locale si sono recati qui, hanno aperto la porta per mandare via le persone che avevano occupato l'abitazione, ma l'amarezza resta tanta. Una casa già fatiscente che chi ha occupato ha contribuito a rendere ancora peggiore, come ci ha raccontato Giorgio. Adesso uno abita ancora qua dietro qua e non riescono a mandarlo via. Ha occupato? Sì, è occupato e non lo mandano via, non riescono a mandarlo via. Fa schifo sta roba qua, che è impossibile che lo Stato non riesca a mandarli via. Non riesco a mandarli via. Gente che ruba dalla mattina alla sera. Oh, qui mi hanno rubato tutto, mi hanno lasciato a piedi dappertutto. Ma è possibile che lo Stato non metta le mani, che non sia nessuno, ma neanche i carabinieri non riescono a mandarlo via. I carabinieri sono andati dentro, non riescono a mandarlo via. La rabbia è tanta per le ingiustizie che troppo spesso si è costretti a subire perché chi sbaglia non viene punito come dovrebbe. È lo Stato che deve mettersi le mani, se non vanno fuori, si buttano fuori di prepotenza, non hanno capito ancora che questi qui non hanno paura di niente.